Benvenute e benvenuti a Noi Chiesa, la nostra trasmissione dedicata alla vita della diocesi di Chiavari. La Chiesa si prepara a vivere la solennità di Nostra Signora Assunta, celebrata con devozione in diverse comunità anche nel territorio della diocesi di Chiavari. Ma sono moltissime le feste che caratterizzano la vita estiva delle comunità del territorio. E allora facciamo un passo indietro e iniziamo andando a Santa Margherita Ligure, in particolare nella località collinare di San Lorenzo della Costa, che ha celebrato la festa del titolare. La festa di San Lorenzo è il cuore della vita della piccola comunità di San Lorenzo della Costa, che vive sulla collina sopra Santa Margherita Ligure lungo la strada che porta a Ruta. Sparpagliata sul pendio della campagna che declina verso il mare, mantiene saldo il suo centro nelle tradizioni e soprattutto si riconosce nella vita associativa e di comunità. Parrocchia, gruppi che organizzano la festa del patrono e associazioni di volontariato collaborano per offrire momenti di incontro. Vivo qui a San Lorenzo ormai da più di 40 anni. E devo dire che è stata una delle fortune della mia vita venire a abitare a San Lorenzo, perché è una comunità ancora che vive basata su una realtà di condivisione e di socialità, un po' come i vecchi tempi, pur essendo ben inserita nel mondo dei nostri giorni. La nostra parrocchia col parroco è in stretta collaborazione anche con le altre realtà che operano per la festa di San Lorenzo, che sono attive ormai da generazioni e generazioni, e come parrocchia non dimentichiamo anche gli ultimi, nel senso che c'è un'attività missionaria, seguiamo alcuni progetti, fra cui condividiamo anche il progetto diocesano per Cuba, dove mandiamo regolarmente dei medicinali per persone che hanno gravi handicap o malattie irreversibili. Mi sento di ringraziare il mio parroco, Don Valerio Raverso, che da quando è qui è riuscito a far rinvigorire quello che è il tessuto sociale della parrocchia. Sono nato a San Lorenzo, quindi ho vissuto da sempre questa realtà di una festa che negli ultimi 60 anni, che sono quelli che posso raccontare io, è cresciuta in maniera considerevole. È una festa molto sentita non solo dai sanlorenzesi, ma soprattutto inoltre dai sanmargheritesi e anche dai nostri comuni vicini. Un onere e un onore è quello di trovare le persone ancora oggi disponibili per portare il nostro santo nelle vie del paese, che io ripeto sempre a tutti è la cosa più importante della festa, perché il giorno che non riusciremo più a portare il santo per mancanza di spalle, come io le chiamo, effettivamente viene a mancare qualcosa di imprescindibile, e spero che questo non accada mai, anche se ogni anno è sempre più difficile, ma quest'anno ce la facciamo. È davvero una grande gioia essere qui a San Lorenzo in occasione dei festeggiamenti anche quest'anno per questa festa, che è davvero una delle più sentite, che ogni anno richiama centinaia di persone qui nella frazione di San Lorenzo, ed è davvero molto bello che tutti gli anni per questi giorni il centro della nostra città si sposta nella frazione di San Lorenzo, che è una comunità molto importante per Santa Margherita, fatta di persone molto attive, di una comunità davvero viva che ogni anno allestisce la chiesa e tutta la frazione per questi festeggiamenti, che siamo molto, molto felici di sostenere e di prenderne parte anche quest'anno. Quest'anno il vescovo Gianpio De Vasini ha presieduto la messa solenne nella memoria liturgica del martirio di Lorenzo e ha ricordato che le contraddizioni evangeliche più profonde, occorre morire per dare la vita e guadagnare perdendo qualcosa di sé e delle proprie granitiche certezze, trovano in lui spiegazione, giustificazione, senso e prospettiva. Se preferiamo Cristo e il suo Vangelo ai nostri interessi personali, alle nostre soddisfazioni, ai nostri egoismi, allora, per così dire, moriamo a noi stessi, ma viviamo veramente. Anche in ciascuno di noi si compie questo paradosso: si passa da morte a vita perché si ama. Secondo la tradizione, Lorenzo è morto giovane, martirizzato. Avrebbe potuto pensare di donare se stesso da più adulto, come a volte diciamo noi, quando avrò più tempo,
quando avrò finito gli studi, quando andrò in pensione, allora mi dedicherò agli altri. No, Lorenzo ha colto subito l'occasione. È sempre il momento buono per giocarsi una vita donata. In occasione della solennità di Nostra Signora Assunta, sabato 15 agosto alle 11 nella parrocchia di Santa Maria del Campo a Rapallo, Don Andrea Macchiavello, sacerdote novello dell'Arcidiocesi di Genova, celebrerà la Santa Messa solenne. Nel pomeriggio alle 18 la Santa Messa presieduta da Don Fabrizio Liborio. Alle 20:45 la tradizionale processione con l'Arca della Madonna e i crocifissi dell'Arciconfraternita di Nostra Signora del Suffragio. Sono molte le solennità mariane che vengono celebrate nelle comunità del nostro territorio. Andiamo nella frazione di Sant'Ambrogio del comune di Zoagli, che come sempre ha celebrato la festa di Nostra Signora della Salute. Nel cuore del mese di agosto, nel solco mariano che attraversa molte feste, la comunità di Sant'Ambrogio a Zoagli ha celebrato Nostra Signora della Salute, una devozione antica che ogni anno si rinnova. La cosa grande da dire è un grazie a tutti, perché prima di tutto al Signore e a Maria, ma anche perché questa festa ogni anno diventa sempre più profonda, più sentita anche dalla gente. Molte persone, a cominciare da Don Luigi, dal parroco, che è stato tanti anni pastore qui, molte persone non ci sono più, sono in cielo, però sono certo che da lassù ci aiutano nel nostro cammino. Quindi credo che la festa sia soprattutto un grazie al Signore e a Maria. Come diceva il Vescovo nell'omelia, Maria ci prende uno dei suoi tre punti, l'ultimo in particolare, Maria che ci prende per mano, ci conduce a Gesù e ci aiuta a vivere bene questo tempo che non è facile, lo sappiamo, per il mondo e per tutto ciò che accade intorno a noi. Quindi grazie al Signore e a Maria, grazie a tutti, e la gratitudine credo che sia il sentimento che sento più profondo in questa festa. Le celebrazioni culminano nella seconda domenica di agosto alla presenza delle autorità civili e del Vescovo della Diocesi di Chiavari. La presenza del Vescovo ha un grande significato per tutta la comunità, la sua disponibilità senz'altro fa onore a tutti, siamo contenti sempre di averlo all'interno del nostro territorio e lui non ci fa mai mancare, direi, la sua presenza in ogni occasione, quindi grazie davvero che sia anche questa volta riuscito ad intervenire. Monsignor De Vasini ha presieduto la messa del mattino e ha evidenziato in che cosa consista la grandezza di Maria. La grandezza di Maria sta nell'aver detto sì al progetto di Dio e nell'essere rimasta fedele a questo progetto anche ai piedi della croce, per tutta la vita, dal momento dell'Annunciazione e anche ai piedi della croce. Il compito della Vergine, ha ribadito il Vescovo, è quello di aiutarci a dire il nostro sì a Dio, punto di partenza imprescindibile per ciascun credente. Andiamo nella diocesi della Spezia, in particolare nella comunità di San Pietro Vara, a Varese Ligure, che ha celebrato come ogni seconda domenica di agosto la festa di Nostra Signora del Carmine. È stato il Vescovo di Chiavari, Gianpio De Vasini, a presiedere il Vespro e la processione. Come Giovanni prese con sé Maria, dice il Vangelo, fra le sue cose più care dopo averla sostenuta sotto la croce del Figlio, così anche ciascun credente può prendere Maria con sé, perché è colei che si prende cura di chi la invoca. Come disse a San Simone Stock, superiore generale dei frati carmelitani, il 16 luglio del 1251. Lo ha ricordato il Vescovo Gianpio alle moltissime persone che hanno partecipato alla processione in onore di Nostra Signora del Carmine a San Pietro Vara. Maria non è una dea, Maria è una creatura umana e la sua grandezza in cosa è consistita? La sua grandezza è consistita nel dire sì al progetto di Dio e nel restare fedele a questo sì anche ai piedi
della croce. La festa si tiene solitamente la seconda domenica di agosto. Al mattino la messa solenne, alla sera al vespro e la processione con la partecipazione dei crocifissi che si snoda lungo le vie del paese, percorrendo le strade strette e i caruggi. La banda di Varese Ligure accompagna il rito. Non partecipano solo gli abitanti dei paesi della zona di Varese Ligure e della Val di Vara, ma anche le molte famiglie che tornano qui per l'estate. Sono tornato più che volentieri in questo mio paese in cui ho detto a tutti che io mi sono trasferito a Genova, a San Desiderio, ma ovviamente qui ho lasciato il cuore. Comunque là mi sono trovato bene, comunque sono ritornato qua tra gli amici e sono stato accolto con grande entusiasmo e mi ha fatto molto piacere e ora nei prossimi giorni purtroppo dovrò ripartire per ritornare a Genova, ormai è la mia nuova casa, per stare vicino ai ragazzi eccetera, però San Pietro Vara rimarrà sempre per me il paese più bello in cui sono nato e cresciuto e in cui avrei voluto finire. Comunque la vita porta a delle scelte e va bene così. E mi auguro che soprattutto altre persone che continuino questa collaborazione con il parroco. La nostra comunità merita di essere condivisa con tante novità, con tante cose. Quindi è abbastanza importante questa collaborazione soprattutto. Ho cominciato a passare famiglia per raccogliere un po' di soldi per le spese e quindi hanno tutti contribuito bene e via. È venuta anche, come hai visto, una bella festa. Tutti i paesi vicino vengono, contribuiscono. Questa è una festa importante per la comunità, la partecipazione che avete visto questa sera è sinonimo di voler mantenere queste tradizioni e rinnovarle ogni anno. In questo mondo così materialista, così dell'intelligenza artificiale, di tutte queste cose che stanno arrivando, questa è una delle tradizioni che viene perpetuata e quindi bisogna conservarla, secondo me. Io sono molto contento di aver partecipato questa sera. Si è spento a Genova Monsignor Armando Gianni, già vescovo di Buari in Repubblica Centrafricana. Avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 23 di settembre. Nato a Gragnola, in provincia di Massa Carrara, Monsignor Gianni era entrato giovanissimo nei frati cappuccini ed è stato subito inviato missionario in Centrafrica. Nominato parroco di Buzum, è stato successivamente trasferito in una regione più a nord. Dal 1978 è stato a lui affidato il difficile incarico di costruire dal nulla una nuova diocesi, la diocesi di Buar. Consacrato vescovo ha retto la diocesi per 38 anni. Negli anni del suo ministero episcopale ha costruito la cattedrale ed il seminario e ha fatto di Buar una delle diocesi più vivaci, anche grazie alla presenza di numerose comunità di religiose e di religiosi. Dopo l'arcidiocesi di Bangui, quella di Buar è la diocesi con più alunni nelle scuole cattoliche. Nel 2016 per motivi di salute si è ritirato in Italia. I funerali sono stati celebrati nella chiesa del convento di San Bernardino a Genova. La comunità di Villa Rovereto a Sestri Levante ha celebrato la festa di Sant'Andrea, patrono della frazione. Dopo la messa, la statua del santo è stata portata a spalla in processione, percorrendo un tratto del centro storico. Una tradizione che si era rinnovata fino agli anni 70 e che poi si era interrotta, ma è stata riportata in vita quest'anno grazie al desiderio di un gruppo di volontari, fra loro alcuni componenti della fabbriceria parrocchiale. Alla festa ha voluto essere presente anche l'amministrazione comunale con il sindaco Francesco Solinas, il vice Sandro Muzio e il consigliere Luca Ballotta. È seguito un momento di convivialità nello spazio verde accanto all'antica cappella di Sant'Andrea con un piccolo rinfresco. La festa è stata organizzata dall'associazione Amici di Villa Rovereto. Nell'ambito del progetto Riva Ieri e Oggi, tra grandi memorie e germogli di futuro, è in programma una serata di festa sul sagrato Don Pessagno a Sestri Levante, ma in particolare è stata organizzata una mostra che resterà aperta fino al 30 del mese e che si può visitare nella sala parrocchiale nel centro Savoie, è visitabile tutte le sere. Hanno collaborato alcuni Rivani Doc e soprattutto ci sono tantissime fotografie storiche molto curiose da vedere. Noi vi anticipiamo qualche chicca.
Un'iniziativa nata per valorizzare l'identità, le radici storiche e le trasformazioni di Riva nel tempo, come è cambiato, ma anche le persone che hanno abitato nel borgo marinaro attraverso foto d'epoca. L'iniziativa Riva ieri e oggi tra grandi memorie e germogli di futuro ha permesso di raccogliere oltre 200 foto esposte nella sala parrocchiale nel centro Savoie di Riva. Inaugurata l'8 agosto, rimane visitabile tutte le sere fino alla fine del mese. In questa mostra, in questa bellissima mostra, ci sono quasi 200 fotografie che rappresentano e descrivono la storia di Riva di 150 anni. La più antica è addirittura del 1870 ed è una fotografia delle costruzioni delle gallerie del treno che andavano da Trigoso a Moneglia via Mare, che attualmente sono quelle che sono chiuse. È la fotografia più antica e credo che sia veramente un reperto importante. Poi ci sono tantissime altre fotografie che ricordano tutti gli avvenimenti, da quelli religiosi, sportivi, di Riva, e tutte queste fotografie sono state racchiuse in un volume veramente interessante che credo non debba mancare nelle famiglie di Riva Trigoso, perché ci sono anche tutti dei personaggi che riguardano le nostre famiglie e quindi credo che veramente uno deve portarsela a casa. Questa mostra mi è servita molto perché, condividendo con Nuccia e Gianni parecchie ore di lavoro, delle fotografie che sembravano magari così anche fredde, senza significato, e invece da queste fotografie ho imparato tanto, tanti aneddoti, ho conosciuto tante persone che io avevo anche dimenticato, quindi devo ringraziare anche appunto questi miei due amici che mi hanno insegnato tanto. Una delle cose che ci rende molto soddisfatti ed orgogliosi è questa bacheca che racchiude la storia di due marinai, due uomini di mare di Riva, con compiti diversi, ma le loro strade si sono incontrate diverse volte. Il comandante Stagnaro, che all'inizio del secolo ha comandato i più importanti piroscafi della flotta mercantile di allora, tra cui la principessa Mafalda, che è stata varata a Riva nel 1908, e dall'altra parte, tra l'altro con orgoglio lo dico perché era lo zio di mia nonna, Ghio Agostini, del 1874, che è partita a 7 anni sulla barca di un parente, ha fatto i leudi, ha fatto il piccolo cabotaggio e poi è imbarcato nel 1909 sulla Mafalda, dove è entrato in contatto col comandante Stagnaro. Io me lo ricordo, lo zio, perché avevo 15 anni quando è morto e me ne parlava come di un mito di questo grande comandante qua, col quale aveva un rapporto, pur nella diversità dei ruoli, molto, molto stretto di fiducia e di rispetto. Sulla Mafalda ha imbarcato diverse volte Guglielmo Marconi con la figlia Elettra, e Marconi, quando è andato avanti con i suoi esperimenti, ha portato il comandante Stagnaro a comandare l'Elettra, che come sappiamo molti esperimenti li ha fatti proprio qui a Sestri. Lo zio Agostini ha continuato a navigare su diverse navi. Qui questi bambini qua sono, il bambino al centro è Durante la Pen, Luigi Durante la Pen, eroe della Marina Militare. Quando poi lui è venuto in pensione nel 1933, ha raggiunto 60 anni, il comandante Stagnaro lo ha chiamato sull'Elettra. Quindi si sono rincontrati e c'è questa foto qua molto importante, che c'è Guglielmo Marconi con l'equipaggio dell'Elettra e Marconi alla sua sinistra ha proprio lo zio Agostino che mi parlava di Marconi, e questa è la maglia originale dell'Elettra, che è un reperto molto importante. Infine nel 1961 allora a Riva c'era una manifestazione bellissima, si venivano premiati i vecchi marinai e ancora una volta si sono incontrati lo zio Agostino, dico grande perché me lo ricordo bene, vescovo Marchesani, faceva il chierichetto e quando arrivava era una gioia, e il comandante Stagnaro. Che abbiamo unito il patrimonio storico lasciato dai nostri avi e abbiamo cercato di tramandarlo, di offrirlo a tutti coloro che verranno dopo di noi e potranno vedere il cammino di un paese
attraverso secoli di storia, attraverso guerre, 2 guerre mondiali, attraverso momenti di difficoltà ma anche di grande creatività. È un monito a produrre speranza, germogli futuri e soprattutto a condividere tutto ciò che questo Paese ha saputo dare e creare. Momenti importanti come vari di navi bellissime che abbiamo ritrovato sui mari del mondo, ma anche pescatori di cui sottolineiamo il valore, la capacità che con pochi mezzi sono riusciti a fare cose straordinarie. Gente che è stata avvezza alle difficoltà, ha solcato i mari del mondo, sono stati migranti in America, comunque sopravvissuti ad esperienze difficili, ma sempre lasciando gloriosi segni di onestà, di fiducia e di lavoro, soprattutto di fede. E infatti la nostra mostra inizia con la visione di riva del Golfo come un termine quasi preso in prestito dagli inglesi, bird eye view, una veduta a volo di gabbiano, che fa scorgere questo golfo bellissimo fra 2 promontori, ma testimonianza di fede, hanno un'effigie mariana ciascuno. Questo termine sotto il quale veneriamo la nostra patrona, la Madonna del Buon Viaggio, l'abbiamo mutuato da Lisbona, Nossa Signora da Boa Viagem. Questo significa che i nostri naviganti hanno avuto incontri sempre attraverso i secoli con tante popolazioni. È una mostra tematica che non ha pretese di esaustione, di essere ricchissima, ma che aiuta l'osservatore ad un cammino, a compiere proprio un cammino di crescita, di osservazione e anche un monito di fiducia, di fede. Speriamo di trasmetterlo. Oltre alla mostra è stato realizzato un volume di foto curato da Caterina Muzio, Marco Bo e Gianni Castagnola. Si può acquistare con un'offerta minima di €20. Il ricavato va a favore delle opere di conservazione della Casa Don Pessagno. Abbiamo un patrimonio importante, Riva è un paese che ha ancora molto da dare, ci sono persone che ce lo hanno trasmesso come il mio carissimo prozio Lazzaro Ghio insieme al suo caro amico Edoardo Bo, e quindi io credo che sia anche un onore per noi portare avanti questa memoria. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa, il nostro viaggio alla scoperta della vita della diocesi di Chiavari. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.